La carica dei quasi 1600, quanti sono gli abitanti? Secondo gli ultimi dati, chi qui allo stadio oggi numeroso, chi in presenza sugli spalti seguirà il match dietro la TV o gli smartphone a sospingere una squadra, una società che sta facendo vivere un sogno ad un'intera comunità. Vidalba si prepara a poter scrivere una nuova pagina nella propria storia calcistica ed oggi ha un'ulteriore occasione per avvicinare ulteriormente quel traguardo chiamato promozione. Amici di Diretta Sport e appassionati di calcio, buon pomeriggio. La voce di Silvio Congiattu, le immagini e la regia di Chicco Piu. È il primo sabato di primavera ad inaugurare la nuova stagione. Oggi si affrontano Vidalbese, Cus Sassari dei rossoblù, arbitro che non vuole vedere ovviamente trattenute o braccia troppo larghe. Va Pinna col destro all'incrocio! Quasi gol a centimetri dal vantaggio la Vidalbese. Vedranno i playoff. Attenzione alla conclusione di destra, di prima attenzione di Mureddu, pallone che resta lì, deve liberare la difesa della Vidalbese. Ora ci prova ancora in avanti la squadra di mister Pinna, ha rispetto però il pallone al mittente, poi senza troppi complimenti Casula, vediamo se ci arriva Spezzigu, corpo a corpo con Caba, attenzione alla fisicità del numero 9 che poi vede lo specchio, ci prova, colpisce anche la traversa, ci mette le punte delle dita dell'Edda, 4, scusate, che sono 4 i cartellini in casa Vidalba. Pinna, Capula, Sani e Muretti in ultimo. Tanto Pinna va in porta col destro e gira! La parata incredibile di Sollai, ma la conclusione del numero 7 abbastanza siderale rispetto alla porta difesa da Sollai, ma Pinna va lo stesso, questa volta con la conclusione raso a terra, poi ancora il tiro, Murato, pallone che resta lì, attenzione, serie di ribatti, ancora un muro di maglie rosso-blu a dire di no a Muretti, smanacciato da Sollai con l'aiuto della traversa in corner. Primo tempo che ha mostrato due squadre giocare a viso aperto, attenzione al Cus in avanti col tiro alla conclusione e la paratissima di Deledda, applausi del numeroso pubblico giunto qui a Vidalba. Occhio, pallone che diventa buono, il pallone è lì, c'è la rete, anzi no, l'arbitro non capiamo se ha segnato il gol o la punizione per il Cus, fallo in attacco, e anche amministrato anche nel Drillo Steam, ex Cola Ruina e la Ciaccia. Occhio intanto al Vidalbese, ancora in avanti con la conclusione, gioia che resta strozzata da parte dei sostenitori della Vidalbese per portare a casa comunque l'ennesimo risultato a punti, sarebbe il 21esimo risultato utile per la Vidalbese e arriva proprio ora il triplice fischio del signor Balletta della sezione di Olbia. Termina 0-0 l'incontro tra Vidalbese e Cus Sassari.